Allora, siamo di nuovo con Franco Percentini, presidente dell'Auser. Vediamo un po' di parlare di questa proposta che c'era partendo dall'inizio, perché magari molti non sono a conoscenza. Sì, diciamo così che da tempo il mondo del volontariato aveva chiesto anche ai precedenti governi di rivedere alcune norme, alcune diciamo anche parti delle leggi che regolamentano il volontariato e la promozione sociale, perché sono datate nel tempo, sono datate ormai oltre più di 20 anni, quindi sono praticamente delle norme, diciamo tra virgolette vecchie, che vanno aggiornate rispetto ai cambiamenti che sono avvenuti. Quindi quello che va dato atto a questo governo è le cose che quelli precedenti non hanno preso in considerazione, è che lui ha preso diciamo, a cuore questo problema diciamo, della riforma del terzo settore che ingloba in sé il volontariato, la promozione sociale, le cooperative sociali, le aziende cosiddette sociali o le imprese sociali. Quindi il terzo settore sarebbe quello legato al non profit, praticamente quelle attività che non danno dei profitti o meglio dei dividendi ai soci o agli altri soggetti che compongono questa realtà, ma che sono tutte risorse che poi vengono reinvestite sempre o nell'impresa o nel sociale o nella cooperativa. Quindi lui ha presentato in primavera scorsa un progetto di legge, un testo di linee guida sulle quali ha chiesto al mondo del volontariato di esprimere delle proprie valutazioni e dare alcune indicazioni. Noi abbiamo fatto anche noi le nostre osservazioni, però è il metodo che abbiamo subito contestato, perché lui ha chiesto inviatemi una mail, cioè non è questo il rapporto, cioè non è che... e infatti sono arrivati quasi 1000 mail da tutto questo mondo, sono arrivati circa 1 migliaio di mail in cui ognuno esprimeva le sue opinioni, ma credo che sia stato impossibile per lui o per i suoi collaboratori leggere tutte le 1000 mail e poi tradurle o sintetizzarle, ma questa diciamo, è una mia personale considerazione. Ma al di là di questo, poi ha trasformato quelle linee guida in un testo vero di progetto di legge delega però, che significa che quando verrà approvato quel decreto, il governo ha facoltà, attraverso propri decreti, di stabilire determinati percorsi, fare determinati atti, ma senza più il coinvolgimento del Parlamento. Anche questo è un pericolo, perché tu affidi praticamente a un esecutivo tutti i compiti, le responsabilità e quant'altro a decidere sulla testa di milioni di persone, perché sono circa 5 milioni di volontari in Italia. Questo Non è che succede siano normalmente con i poveri poche cose, contribuenti. e di cui quasi 500.000 qui in Veneto. Sì. Quindi lei capisce la vastità diciamo, di questo mondo, l'ampiezza di questo mondo. Però in quel testo, oltre ad alcune criticità, perché lì sostanzialmente si focalizza molto diciamo, le attività dell'impresa, della cooperativa sociali, c'è anche un fondamento di questa diciamo, attenzione, perché lui pensa, dico lui per dire Matteo Renzi per capirsi, pensa che lì siano delle opportunità per far crescere l'occupazione, ma deve tenere presente che anche nel terzo settore c'è il mondo del volontariato che deve trovare spazio, risorse e attenzione. Di conseguenza, ripeto, ci sono alcune criticità, però se lo leggiamo bene il testo ci sono anche delle positività. Per esempio lui dice che bisogna semplificare, perché anche il mondo del volontariato è dentro diciamo, alla burocrazia della pubblica amministrazione, perché anche a noi chiedono i bilanci, chiedono tutta una serie di regole che molto spesso frenano l'attività del volontariato. Noi non vogliamo certamente essere soggetti al di fuori del controllo, noi chiediamo il controllo, chiediamo le verifiche, ma non mi puoi nemmeno caricare di burocrazia affinché quel peso praticamente mi fa morire, insomma, mi fa scoppiare, di conseguenza mi conviene meglio chiudere la mia esperienza di un circolo, di un'attività, perché altrimenti se devo sempre vivere con la paura, col timore che sto sbagliando di fare alcune operazioni, sempre tenendo presente che la maggioranza anche dei nostri presidenti sono persone ultra 65 anni, quindi persone anziane che hanno anche loro delle difficoltà, non tutti magari hanno bagagli culturali, percorsi di formazione scolastica di un certo livello, sono persone che dopo aver lavorato mettono a disposizione la loro attività, ma provengono da tutto il mondo del lavoro, dalla scuola, dall'industria, dal commercio, dai servizi, dal pubblico impiego, però non è che siano tutti quanti, per capirci, ragionieri, insomma, e hanno delle difficoltà. Allora, se quel testo
diciamo, va preso in considerazione per quella parte lì, credo che è un testo che va sostenuto perché andrebbe a semplificarsi, come si dice, la vita. Però il tutto può essere positivo anche per il terzo settore nel suo insieme se il governo, insomma, avvia un percorso di concertazione con le parti sociali, quindi non solo con noi, ma anche con il mondo sindacale, con il mondo imprenditoriale, perché sia un testo veramente condiviso, perché sarebbe una riforma epocale, perché come è presentato praticamente va a scardinare un assetto adesso molto frastagliato, molto farraginoso, e ci permetterebbe, ecco, di avere, diciamo, dei percorsi molto oliati, questa macchina è più oliata che funzionerebbe meglio. Però se tu non apri il confronto, questo ovviamente il tuo è rivolto al governo, è chiaro che diventa tutto più complicato e potremmo trovarci anche in quelle situazioni anche, diciamo, di forte incomprensione tra chi rappresenta il mondo del sociale e chi ha la responsabilità politica di governare il Paese, perché non ha la disponibilità di incontrare chi rappresenta, diciamo, questi interessi sociali, che sono appunto o le imprese sociali o la cooperativa sociale o il volontariato, che invece stanno chiedendo che il governo apra il confronto. Una battuta, ha detto che domani apre la famosa sala verde con il sindacato per il mercato del lavoro. Beh, apre una sala verde anche con il mondo del volontariato per affrontare appunto questo progetto di riforma del terzo settore. Quindi ecco, se vuole utilizzare questi luoghi... Ma il terzo settore ha bisogno poi di essere riformato? Perché allora oggettivamente, lasciamo stare le realtà dove il volontario, manca il volontario proprio in sé per sé, o c'è meno volontariato in certe aree del sud Italia, eccetera, ma è una questione anche culturale, socioculturale. In Veneto per esempio il volontariato esiste, in Lombardia Sì. esiste, anzi delle organizzazioni funzionano e danno un importante aiuto, un supporto anzi a volte fondamentale, basta pensare ai volontari ospedalieri per fare un esempio che se non ci fossero sarebbe un disastro, a tutti i servizi anche che date voi e tantissime altre associazioni eccetera, anche per la disabilità. Ogni volta che si parla realisticamente nel nostro paese di riforma si va sempre in peggio, ma non c'è stata una riforma che a memoria di cittadino abbia portato un effettivo miglioramento, o se c'è stato un minimo miglioramento è stato peggiore il danno che altro. Quindi quando si vuole riformare molte volte si vuol dire mettere una gabbia ulteriore in quello che una scatola, no, ulteriore di chiusura, di controllo, che dà meno operatività, meno poi libertà, scioltezza a chi si muove. Sappiamo che il volontariato, proprio perché è volontariato, non può essere imbrigliato, perché se anche chi poi ne fa parte incomincia ad avere villi, cavigli e quant'altro, giustamente, a parte il caso delle persone anziane, mi immagino anche più giovani, diventa più pesante che altro. Quindi è importante questa riforma. Sì, no, è vero che recentemente quando dal governo uscivano queste proposte di riforma sono state delle proposte più penalizzanti che, diciamo così, gratificanti rispetto anche a delle opportunità o anche delle possibilità di crescita. Non per fare polemica, per carità, perché ormai è un governo che non c'è più, però per esempio io la chiamo così, la controriforma Fornero ha creato seri problemi al mondo della previdenza, al mondo dei pensionati, al mondo degli anziani nel suo insieme, ecco, per farci un esempio. Tutti i mondi dove ha toccato, perché il mondo del lavoro è stato... ecco, però se dovessimo guardare un attimo un po' più indietro, ci sono state nel nostro paese anche grandi riforme, penso alla riforma sanitaria, penso alla riforma dell'assistenza, prendo questi due esempi, insomma, ecco. Però ritornando alla sua domanda, io credo sì che ci sia bisogno di una riforma e come diciamo, è stata presentata e come è l'impianto, ripeto, senza nascondere le criticità, ma l'obiettivo è proprio quello di andare su quel percorso, su quegli obiettivi che lei prima indicava, cioè di semplificare, di dare l'opportunità di definire bene chi è impresa sociale, chi è cooperativa sociale, chi è volontariato, perché oggi c'è un po' di confusione. C'è qualcuno anche che furbescamente si fa collocare dentro il mondo della cooperazione sociale o dentro il mondo dell'impresa sociale per avere le agevolazioni fiscali e invece bisogna fare ovviamente un distinguo, certo. Chi effettivamente fa cooperazione sociale, chi effettivamente coinvolge il socio nella cooperativa e non che maschera il socio cooperatore con il lavoratore, perché molto spesso è un socio che non sa di essere socio. Ecco, le faccio questi esempi perché sono successi ancora, sono successi questi casi qui, ne stanno succedendo, quindi fare chiarezza va bene. Oltretutto se semplifica il percorso legislativo,
sia per il mondo del volontariato che per il mondo della cooperazione e dell'impresa sociale, credo che sia un aiuto, perché altrimenti alcuni freni burocratici determinano anche un deterrente rispetto appunto alla disponibilità, alla volontà di qualcuno di approcciarsi a questo mondo. Ecco, questo è il punto di riferimento. Però io credo che, ripeto, se c'è il coinvolgimento degli attori interessati, che sono i portatori di interesse, io sono convinto, insomma, se quella riforma viene fatta assieme e non da solo, intendo dire che il governo la faccia da solo, è chiaro che può essere diciamo, uno strumento di innovazione, mi lasci passare il termine un po' roboante, uno strumento rivoluzionario, perché oggi c'è molta confusione, ma non lo dice solo il mondo del volontariato, lo dicono anche le imprese della cooperazione, le imprese sociali, lo dicono, diciamo, questi soggetti che quotidianamente sono impegnati in un rapporto con gli enti locali, dentro agli appalti, nei servizi e quant'altro. Quindi il governo dovrebbe, insomma, ecco, prendere atto che è bene che apra appunto questo confronto di merito sul testo per individuare anche dei percorsi condivisi di modifica di quel testo. Quali altri temi avete affrontato dall'estate in poi? Perché poi c'è stato il discorso anche delle pensioni che vi ha comunque visti coinvolti, perché poi sì, riguarda pensionati e il famoso bonus degli 80 euro che vede di fatto esclusi, forse non riuscirà mai a conglobare anche i pensionati che sono al di sotto di una certa cifra. Insomma, ci sono diverse questioni. Poi naturalmente l'aspetto del sociale per le persone non autosufficienti e della sanità, che poi secondo me è strettamente correlato. Sì, anche noi siamo molto attenti e anche impegnati, perché chi frequenta il nostro mondo Hauser è una persona che quotidianamente incontriamo camminando per la strada, che è il pensionato, che è il disoccupato, che è la persona con handicap, che è il non autosufficiente, che è la famiglia povera. Quindi noi incontriamo, diciamo, queste criticità, questi disagi, per rimanere in tema, e di conseguenza anche noi siamo impegnati a sostenere, diciamo, alcune richieste che sono portate avanti dai soggetti preposti, che sono i sindacati. Per esempio anche noi diciamo che sarebbe bene che quei famosi 80 euro fossero estesi anche ai pensionati, perché non capisco perché un reddito da lavoro deve avere una particolare attenzione e un reddito da pensione non deve avere analoga attenzione. Quindi anche noi, insomma, siamo per chiedere che si allarghi quella disponibilità a riconoscere gli 80 euro. Ma se non ci fosse questa disponibilità, almeno ridurre il peso fiscale. Cioè, perché le nostre pensioni rispetto alle pensioni europee hanno il peso fiscale? E questo è il punto. Allora, se non c'hai la disponibilità di elargire questi 80 euro mensili, almeno fai un'operazione di adeguamento delle pensioni riducendo il peso fiscale. Mi dai meno peso fiscale, ho più potere d'acquisto per le mie pensioni. Ecco, trovare il modo, ecco, di equilibrare tra il lavoro dipendente e le pensioni stesse. Inoltre, prima si ricordava appunto la regione, il nuovo assessore. Ecco, è bene che c'è una legge qui, che anche recentemente i giornali, anche i mass media, anche voi ne avete parlato, che è una legge del 2009, una prima legge in Italia oltretutto, una legge regionale che ha fatto un po' da apripista anche per le altre regioni, che istituiva il fondo per la non autosufficienza e la disabilità. Ma è una legge che è rimasta ferma lì, cioè sulla carta, perché se a quella legge non accompagni un finanziamento, non la sostieni con un finanziamento... Previsto, no? Doveva essere previsto, sì, invece ma ripeto, sia l'assessore che è andato in Europa, adesso auspichiamo che il nuovo assessore prenda in considerazione questa cosa. Ma dipende se poi gli stanziamenti vengono fatti a monte, cioè da Roma. No, il punto è capire, siccome noi abbiamo fatto delle stime, non solo noi ma anche altri soggetti, nel Veneto per il sociale, se sommiamo le risorse disponibili provenienti dalla regione e quelle dei comuni, abbiamo un fondo di circa 1 miliardo e 300 milioni. Sommando però, diciamo, queste due fonti, sì. I soldi dei 581 comuni sul sociale e la quota della sanità che viene dirottata al sociale, che sono circa 721 milioni. Sommando queste risorse abbiamo questo, diciamo, questo risultato. Ma per affrontare il disagio di quasi oltre 200.000 persone disabili o non autosufficienti, ci vuole almeno una disponibilità di 2 miliardi all'anno. Perché la legge nasce avendo questo obiettivo
di stabilire un fondo adeguato, altrimenti se non abbiamo queste risorse, il familiare e la persona interessata quotidianamente deve sborsare almeno 50 euro per avere, diciamo, un'assistenza dignitosa. Sia che sia ospitato in casa di riposo, sia che abbia la badante, sia che abbia il familiare che lo accudisce, lo assiste, hanno bisogno di queste risorse. Chiarissimo. Torniamo su questi argomenti, pubblicità, pochi secondi.